La vera meta è partire e ovunque tu vada, vacci con tutto il tuo cuore. E allora via con Elena e la nostra Himalayan verso l'Austria. Passiamo velocemente tutto il Veneto per raggiungere il Friuli, zero acqua sul Piave e gran fame. Si inizia il viaggio. Ragazza, ciao. Non so se conoscete già, no? Siete della casa Il Gallo in Teggia, guarda come si faceva una volta con sugo di pomodoro, pasta e gnocchi sono fatte in casa e trovate oggi anche di prima lo spaghettone sempre fatto in casa con le vongole dei veraci. Tomo, bellissimo. Dopo 100 km, 2 orette di viaggio, zona tra Friuli e Veneto, ci siamo fermati in questo bel ristorantino, abbiamo una fame boia e poi ripartiamo. Ciao. Dovevano stare benissimo. Sì. Con un vento pazzesco. Oh, oh, oh. Si riparte. Sei pronta? Sei pronta per farti altri 100 km? Felicissima. Ora la accendi tu? Vediamo. Vai, vai. Aspetta, guarda sei in prima. Gira la chiave. Gira. Tutti on. Ok. Guarda se qua c'è scritto. Se c'è 0. Aspetta, 0. Ok. Vai, schiaccia. No, schiaccia e basta. Questa? No. Sotto? Sì. Vai. Devo tenere premuta No. questa? Oh. Così facile. Facilissimo. Vuoi guidarla? Tempo da montagna e noi siamo pronti con i K-Way alla pioggia. Teniamoci pronti alla pioggia. Ciao, a dopo. Arrivati alla meta dell'hotel, ora posiamo la moto là sotto e ci sistemiamo. Stranissima, super meravigliosa, però ci ha dato tante dritte e anche la colazione. Non mi ricordavo questo. Non mi ricordavo e sono contentissima che c'è. Quindi ci abbuffiamo e partiamo. Abbiamo detto anche per Bruno. Buono. Ok. Addirittura.
Voglio vedere quando andiamo a Salisburgo quanto bello è. Che profumato. Ah, adesso sistemiamo tutto. Vediamo. No, almeno c'è la doccia, non c'è una vasca. Facci vedere. Ma boh. Chiudi che ci puzza di fogna. Vicini. La piscina riempita di acqua piovana. Allora, Cosa? com'è stata questa nuova esperienza in moto? Non mi riprende. Mi stai facendo un video. Sì, Sei volevo tremendo. sapere da te. Allora, io sono molto comoda, Bene? però dopo almeno 2 ore devo fare una pausa perché mi fa male il sedere. Madonna, che problema c'è? Per forza normale? E niente, tutto bene, anche con la pioggia, nessun problema. E ho fame. Basta. Adesso andiamo a mangiare. E poi voglio dormire. Doccia, Doccia e dormire. doccia. Che il caldo oggi ci ha spaccato un po'. Mm, Ora c'è fresco. finalmente. Dormiremo bene. Direi proprio di sì. Ciao. Vediamo, ce lo dico io. Grazie. Girati dall'altra parte. Ho dei pertenenti. Veramente? No, scherzo, dormiti bene non niente perché penso che Ma dai, basta fare le foto, mi vergogno. bello così. Quindi un prete. Vai. Sì.